Noi siamo pronti. 3, 2, 1, via. Partono in questo momento naturalmente le squadre che stanno naturalmente adesso raggiungendo la torre dell'orologio. Questa è la gara, intanto la stiamo vedendo dal drone, che in questo momento la Tenda TV ci dà l'opportunità di vedere dal vivo la manifestazione. Ecco che il passaggio, vediamo naturalmente Vittorio Veneto che sta sempre mantenendo la testa della corsa, sta mantenendo la testa della corsa, e quindi eccoci, in questo momento siamo proprio in piazza Foro Boario, siamo in piazza Foro Boario, in questo momento vediamo che Maggiora ha guadagnato la testa della corsa, quindi in questo momento siamo all'altezza del Gallium. Maggiora ha guadagnato il primato della gara, eccole che viaggiano con una particolare anche sicurezza in questo momento. Dietro le quinte vediamo in questo momento Vittorio Veneto, mentre comunque c'è una bagarre. Maggiora ha guadagnato un buon vantaggio in questo momento, adesso si trova sul ponte e quindi sta transitando in modo abbastanza deciso. Ecco, vediamo il vantaggio, adesso si trova su via Casoni in questo momento. Eccola che sempre Maggiora detta il tempo, sono sempre in vantaggio in questo momento, anche guidati dai supporter che stanno seguendo, si stanno avvicinando al ponte che adesso gli porterà su via Paietta. Eccole che stanno affrontando il ponte in questo momento, sono naturalmente sempre in vantaggio Maggiora, sembra che il loro vantaggio sia aumentato in modo importante, mentre vediamo là dietro c'è Brentino Belluno che sembra essere in seconda posizione. Eccole alla conclusione di via Paietta, ecco vediamo dal drone, stanno per arrivare in piazza Tiziano Vecellio, eccole qui Tiziano Vecellio, adesso stanno per entrare in via Martiri, li abbiamo fra poco addirittura d'arrivo. Eccolo, seconda posizione per Brentino Belluno, seconda posizione, terza posizione per Vittorio Veneto, mentre le vediamo adesso arrivare Maggiora prima posizione e poi naturalmente Brentino Belluno terza posizione per Vittorio Veneto, e vediamo adesso chi sarà sulla quarta posizione. Vittorio Veneto terza posizione come dicevamo. Adesso vediamo le prossime, eccole qui che stanno arrivando, sono quelle di Avio, poi arriva in questo momento anche Refrontolo, Santa Venerina, e naturalmente attendiamo anche l'arrivo, attenzione deve ancora arrivare l'ultima squadra in corsa in questo momento. Eccole che stanno arrivando, c'è Cavriana, e con questa naturalmente noi adesso abbiamo concluso, naturalmente abbiamo visto la vittoria della squadra di Maggiora che ha dominato fin dall'inizio della gara, guadagnando dopo la torre dell'orologio la testa della corsa, e quindi adesso naturalmente si è aggiudicata la vittoria.